Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. I riflettori della 10ª giornata nel primo girone di Serie 1 erano tutti puntati sullo scontro tra i secondi del Noi Team Elettrolaser e i terzi del Futsal Verona. Alla fine la partita è terminata sul netto vantaggio di 5-1 con vittoria del Futsal Verona. Invece nel secondo girone un'altra interessante partita è stata quella tra i primi della classe, ovvero il Five Futsal e il Transilvania. Una gara che è terminata sul punteggio di 6-4 in favore della formazione rumena. E poi durante la settimana abbiamo visto il ritorno della Scaligera che ancora una volta ha vinto e questa volta a svantaggio degli East Green Boots. Ma tutte queste novità e molto altro ve le racconteremo come sempre subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Decima giornata. A1, girone A. Arrivati quasi a metà del girone di ritorno, il primo gruppo di Serie A1 resta sempre un affare a 3, o forse a 4, con il BVP che comunque non ha perso terreno rispetto alle prime 3. Questa settimana i 3 punti sono arrivati dalla gara contro il Timber Times, battuto 3-2 presso il Paglianini Center con doppietta vincente di Mascalzoni. Diversa invece è la situazione del Timber Times, che rimane fermo al penultimo posto e sempre con 3 lunghezze da recuperare per accedere ai playoff. Ma i riflettori della giornata erano puntati sulla gara tra i secondi del Noi Team Electrolaser e i terzi del Futsal Verona, che hanno dato vita a una sfida che da subito è andata verso la direzione del Verona, che infatti ha vinto nettamente con il punteggio di 5-1. La doppietta vincente di Danca ha certamente aiutato i suoi a scavalcare gli avversari di giornata al secondo posto, diventando i primi contendenti del New Tartan. E proprio il New Tartan non ha avuto affatto vita facile contro i Red Devils, ma alla fine è riuscito a portarsi a casa i 3 punti grazie al successo per 3-2. Sorride sempre meno la classifica per i Diavoli Rossi, che ora rimangono ancora aggrappati alla zona playoff, ma sono stati raggiunti in classifica dall'Ottica Love. Questa ha infatti pareggiato 6-6 la gara contro Legas, non riuscendo così a raggiungere l'obiettivo della vittoria, che l'avrebbe messa in una condizione decisamente migliore per la zona salvezza. Ancora più difficile la situazione del Legas, sempre ultimo ma ora con un solo punto da recuperare sul Timber Times. Il miglior realizzatore della serata è stato Sorrentino del Legas, che ha trovato la via della rete per 4 volte. Turno di riposo invece per gli Smigolè. A1, girone B.
Nel secondo girone di Serie A1 il programma è iniziato con lo scontro al vertice tra le prime due della classe, ovvero il Fai Futsal e il Transilvania. La vittoria è andata alla formazione rumena che si è portata a casa i 3 punti con il punteggio di 6-4, grazie anche alla tripletta vincente di Blentes. Tale successo però non basta al Transilvania per poter festeggiare del tutto, perché il bilancio degli scontri diretti pende ancora a favore del Fai Futsal, autore nello scontro d'andata di una prestazione sontuosa. E poi non è ancora fuori dai giochi il Corvinul Hunedoara, staccato di 4 punti, ma l'unica tra le prime 3 ad aver già scontato il proprio turno di riposo. Quarta era e quarta rimane invece la Piazzetta Storra, che però non è andata oltre a un pareggio per 2-2 contro la Cigè Polisportiva Pedemonte con una doppietta di Fior. Un punto che strappa un sorriso anche alla Cigè, che è riuscita a guadagnare una posizione in classifica anche se il distacco dalla zona playoff rimane ancora di 4 punti. L'Unione ha invece messo altro fieno in cascina in ottica playoff, perché ha superato 3-1 i Rangers Lugagnano, impedendo così loro di ottenere la terza vittoria consecutiva. Gran parte del merito di questi 3 punti va di sicuro ad Azenkt, che ha messo a segno tutte e 3 le reti dei suoi. L'ultimo posto utile per approdare ai playoff è occupato poi dal Valaia, che in questa giornata ha dovuto sudare le fatidiche 7 camicie per battere il Liverpool 3-2. Questi infatti, pur essendo ultimi in classifica, hanno venduto cara la pelle, anche se hanno perso la possibilità di guadagnare 2 posizioni e di raggiungere proprio il Valaia in graduatoria. Doppietta vincente per Tulbur, inutile invece quella di Vighini. A2 Girone A. Dopo 3 giornate in cui la capolista scaligera si è presa una pausa, in questo terzo turno di ritorno i valori sono tornati come quelli del girone d'andata. La scaligera è infatti tornata a vincere e pure bene, e a farne le spese sono stati gli East Green Boots, superati 7-3. E questa sconfitta forse coincide con la definitiva uscita di scena degli stivali verdi dalla lotta per le posizioni di testa. Tripletta vincente per Molon Falen. Al secondo posto abbiamo sempre l'Atletico Dinamo, vincente 6-3 sulla Iolanda Urs al centro sportivo di San Floriano con doppietta di Zantedeschi. Sempre più compromessa la situazione della Iolanda Urs, che finora ha messo solo 5 punti a segno e per ora ne necessita di almeno altri 6 per potersi evitare la retrocessione in Serie B. Non vuole mollare nemmeno il Domicali Verona 91, che ha vinto una gara che è sembrata subito tosta contro l'Otto Calcio a 5, battuto con il minimo sindacale di 1-0, un punteggio certamente non così comune nel calcio a 5. La rete, che vale i 3 punti, è stata messa a segno da Zanoncelli. Otto che per ora rimane salvo, ma solo per uno scontro diretto a favore. E poi a pari punti troviamo i Bad Boys, che hanno affrontato in uno scontro salvezza lo Sporting Ardan. A vincere è stato quest'ultimo con il punteggio di 5-3, che gli ha così permesso di compiere un doppio salto in classifica, superando sia gli avversari di giornata che l'Otto. Vincente la doppietta di Marani, inutile invece quella di Maiolo. Un calendario agevole ha poi permesso all'Ardan di ottenere la terza vittoria consecutiva. La settimana prossima avrà un bel campo di prova contro l'Atletico Dinamo, che non può certamente perdere punti nella sua corsa al primato. A2 Girone B. Con il passare delle giornate si sta sempre più rafforzando la leadership dei Turtles con Soltic. Questa settimana infatti a farne le spese è stato l'ex capolista Sandra, superato 4-2 con tripletta del solito Marogna. Era anche partito bene il Sandra, che si è portato in pochi minuti sul doppio vantaggio, salvo poi essere recuperato nella seconda parte della gara. I punti di distacco ora sono saliti a 6 e sarà davvero dura per la squadra giallo-blu recuperare il terreno perduto.
Il secondo posto, ora staccato di 3 punti dalla vetta, è occupato dal Caffè La Perugina, che alla Polisportiva di Lugagnano non è riuscito ad andare oltre a un pareggio per 5-5 contro l'Atena. Ci si aspettava una gara molto più semplice per la Perugina, che invece ha perso 2 punti preziosi nella corsa al primato contro una squadra che al momento sarebbe retrocessa in Serie B. Buona invece la prestazione dell'Atena e soprattutto di Varotti, che ha centrato la rete avversaria per ben 4 volte. Dopo le difficoltà di inizio stagione, il Rizza ha invece iniziato davvero a correre e grazie al successo per 3-0 contro la C Mozzarella è riuscito a guadagnare 2 posizioni in graduatoria, salendo fino al terzo posto. Nella parte bassa della classifica poi il Buredoc ha ottenuto la seconda vittoria stagionale e a farne le spese questa volta è stato il GSV, superato per 3-1. Per raggiungerlo in classifica però c'è ancora molto lavoro da fare, poiché i punti da recuperare sono ancora 7. Oreste Zullo, Atena, una bella partita combattuta fino all'ultimo. Gli avversari hanno cercato di pareggiare, ce l'ha fatta. È una partita combattuta dall'inizio alla fine. Purtroppo ci è scappata proprio sul finale. L'ultimo tiro di testa hanno segnato sul calcio d'angolo. Un po' di disattenzione, ma soprattutto un po' di stanchezza è sopravvenuto. Pure perché il secondo tempo l'abbiamo fatto senza cambi e quindi ecco che siamo calati verso la fine. Loro hanno aumentato un attimino la pressione ed ecco, fisicità più grandi loro, forse allora hanno fatto sì che abbiamo pareggiato. Soprattutto in difesa nel secondo tempo avete un attimo qualche sbavatura. Ci dovevamo un attimino riallineare coi cambi, ma dopo era più per la stanchezza che per altro, ecco. E mancava la punta, la nostra punta capocannoniere della squadra, purtroppo ci ha abbandonato inizio secondo tempo per motivi lavorativi e quindi il nostro peso in attacco è venuto meno. Ecco che è caduto tutto sulla difesa purtroppo. Però diciamo che siamo soddisfatti di quello che è arrivato. Dai, siamo contenti, ci siamo riproposti di fare un girone di ritorno meglio dell'andata anche perché avevamo problemi di numeri, adesso sembra che abbiamo risolto. Dai. Francesco Zamboni, Caffè La Perugina. All'inizio, insomma, siete partiti, avete cercato, gli avversari in attacco erano più forti. Poi pian piano avete rimontato fino all'ultimo secondo. Sì, all'inizio è stata dura e abbiamo sofferto molto in difesa con il loro attaccante che ci ha aggredito da subito e siamo andati subito in difficoltà. E il primo tempo l'abbiamo chiuso in difetto e poi ci siamo ripresi un po' il secondo tempo e ci siamo un po' riallineati e l'abbiamo riacciuffato all'ultimo con un gol del nostro attaccante. Ma il risultato vi soddisfa? Il risultato ci stava un po' stretto vista la classifica, però ci mancavano diversi giocatori oggi e nonostante tutto il pareggio va bene così. Sarà per la prossima? Sarà per la prossima. A2 Girone C. Alla guida del terzo girone di Serie A2 ci sono sempre i Sammy Boys, che nel più classico dei testacoda hanno battuto 5-2 il Palazzolo Futsal presso la Polisportiva di Lugagnano. Mattatore della serata è stato Brignone, che ha realizzato un'importantissima tripletta utile per l'ottenimento dei 3 punti. Non avrebbe nemmeno giocato male il Palazzolo, ma ancora una volta le lacune difensive si sono dimostrate decisive. Al secondo posto poi troviamo una coppia di squadre, ovvero il Quarto Piano e Team Spirit. Partendo dal Quarto Piano, questo ha superato 5-1 il Futsal Lugagnano, lasciandolo così sempre all'ultimo posto in compagnia del Palazzolo. Le premesse non erano comunque delle migliori poiché il Lugagnano si è presentato alla sfida senza nemmeno un cambio in panchina. Doppietta vincente per Rizzi.
Il Team Spirit ha invece avuto un impegno ben più importante contro l'FC Albania, che alla vigilia occupava il secondo posto in classifica. La gara è stata decisamente piacevole, oltre che incerta, fino al triplice fischio finale del direttore di gara ed è terminata sul punteggio di 5-4. Il miglior realizzatore della serata è stato Vogli dell'Albania, la cui tripletta purtroppo non è bastata per raggiungere il successo. E dopo quasi 2 mesi è finalmente tornato al successo anche il Taurus, che si è imposto con largo punteggio di 7-1 sul Bucks Barney, lasciando così aperto un micro spiraglio di rimonta sulla zona salvezza, a patto di vincere la gara da recuperare contro il Palazzolo. Sono state realizzate 3 doppiette e gli autori sono stati Ambrosi, Pavalla e Evangelista. B. Girone A. Il primo gruppo di Serie B è sempre guidato dallo Svapo Monkey, anche se questa settimana era previsto il big match contro i Faivatz Augusta, che erano secondi a 4 punti di distanza. Al centro sportivo Azzurra l'incontro è terminato sul punteggio di 2-2 e tale risultato ha accorciato notevolmente i distacchi nella parte più alta, perché ora al momentaneo secondo posto è salito il Beverly Hills, che invece ha ottenuto bottino pieno dalla gara contro l'Athletic Beer. Nonostante i 16 punti di distacco, l'Athletic ha venduto davvero cara la pelle, rendendo la vita molto difficile ai più quotati avversari e cedendo solo per 4-3. Il giocatore più in forma della serata è stato Prekaj del Beverly Hills, che ha realizzato una delle triplette più importanti della stagione della propria squadra. E sono rientrate a pieno titolo tra le pretendenti alla vittoria del girone le riserve, che hanno superato 3-2 il Galatasaray. Non è bastata una prova gagliarda della squadra in maglia rossa, che ora sembra definitivamente tagliata fuori dalla lotta per la promozione, con ben 7 punti da recuperare dagli avversari di giornata, quarti in classifica. Decisiva è stata la doppietta di Bassi. Nell'ultimo incontro i Magellano 11 hanno ottenuto la terza vittoria della stagione e 2 di queste sono arrivate dalle sfide proprio contro la Carletto Sway. E questa volta il confronto è terminato 4-1 con doppietta di Durante. B. Girone B. Ci sono stati dei piccoli ma grandi cambiamenti nel secondo girone di Serie B, poiché si sono affrontate la seconda e la terza, ovvero il Campari Dortmund e il DC Bindeloni. Alla fine a portarsi a casa i 3 punti sono stati proprio i Bindeloni, con il punteggio di 4-3, che hanno superato così gli avversari di giornata e sono diventati la prima alternativa alla capolista. Decisiva in questa partita è stata la doppietta di Vertuani. Di questo risultato ne ha approfittato il Verona United, che ora ha una pretendente in meno per la prima posizione. E intanto i capolista hanno fatto loro il match contro lo Schalke Zero Fiato, superato 8-3 presso il centro sportivo De Stefani con le triplette di Righetti e Forigo. Ora il distacco dai secondi è salito a 2 punti, ma già la settimana prossima il Verona United avrà la possibilità di scappare, perché affronterà nella sfida al vertice proprio il DC Bindeloni. È invece rientrato nella corsa per la promozione l'Athletic Miatanto, che ha battuto 5-3 la Pizzeria da Giuseppe, salendo così al quinto posto, a soli 2 punti dagli avversari di giornata. Questa sconfitta taglia invece le gambe alla Pizzeria da Giuseppe, che con una vittoria sarebbe invece salita al terzo posto. Doppietta vincente per Cinquetti. Infine salutiamo con piacere il primo successo dell'Ens Scaligera, che ha superato 4-2 le giraffe blu, raggiungendo così al settimo posto lo Schalke Zero Fiato. Cambia poco a livello di classifica, ma almeno è arrivata la prima gioia per un'Ens Scaligera che si è sempre impegnata nei suoi incontri senza però raccogliere ancora nulla. E in questa partita abbiamo visto la tripletta vincente di Tedesco. Elia Carcereri, Campari Dortmund.
Una bella partita giocata, intensa. I primi 10 minuti vi hanno menato un po' per il campo, poi vi siete ripresi. La finale non è stata favorevole. Sì, confermo. Allora, i primi 10 minuti avevamo previsto che gli avversari andassero a 1000, per questo la strategia era farli sfiatare, insomma, e poi colpire al momento giusto, e così è stato. Infatti siamo partiti con l'1-0. Poi sì, secondo tempo la loro prestanza fisica ha dominato. 2 gol finali, uno un gran gol, l'altro secondo me potevamo fare meglio, un po' più di decisione, però sono soddisfatto della gara dei miei, insomma, compagni. Anche un po' di sfortuna, eh? Sì, confermo, 3 pali, delle grandi parate anche del portiere, però vabbè, il calcio è così, poco da fare. Pietro Montresor di Cibindeloni. Una bella partita combattuta, alla fine la portate a casa, i primi 10 minuti avete dominato, poi però gli avversari vi stavano rimontando pian piano. La freschezza giovanile alla fine ha prevalso. Sì, sono felicissimo e stanchissimo di questa vittoria. È stata dura perché contro i terzi in classifica, tutti attaccati, e perdere significa fuori dai playoff, vincere e attaccarsi alla prima, e bene così, avanti tutta contro i primi la prossima giornata. Sì, però qualche errore di meno in difesa forse servirà. Sì, serve, però guardando la classifica siamo la miglior difesa e quindi ci stanno qualche errore, la stanchezza anche perché essendo dei dilettanti calcianti, e quindi lavoriamo, siamo anche stanchi la sera, però dai, ce la mettiamo tutta e siamo felici della vittoria dei 3 punti. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano? Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E dalla 10ª giornata questo è davvero tutto. Noi come sempre ci rivediamo su questi schermi tra 7 giorni per tutte le novità del 33esimo campionato provinciale MSP.